Momenti di riflessione e di interventi da parte degli interessati hanno animato la giornata commemorativa delle vittime di mafia, promossa dal Liceo Scientifico Statale Majorana di Agrigento e svolta presso il Teatro Pirandello della Città dei Templi. Sono stati gli studenti, i nostri membri della consulta provinciale, che essendo a capo di una commissione legalità si sono fatti promotori di questo incontro. Lo hanno voluto fortemente e quindi per dare un segnale della presenza della scuola come istituzione formativa ed educativa accanto ai ragazzi che rappresentano veramente la speranza di oggi per la lotta contro tutte le mafie. Perché il convegno giustamente oggi parla di memoria ma nello stesso tempo anche di impegno e allora abbiamo voluto premiare l'impegno dei nostri alunni stando loro vicini nell'organizzazione di questo evento che hanno voluto con serietà e con profonda sensibilità. È giusto comunicare ai giovani che ce la possiamo fare, perché si parla tanto dello Stato ci ha abbandonato, ma non è così, perché qualcuno dimentica che lo Stato siamo noi cittadini ed è quello che oggi do ai giovani. Lo Stato siamo noi, quindi dobbiamo resistere, perché qualcuno dimentica che siamo in guerra contro la mafia, quindi dobbiamo resistere e combattere. Poi se alcune parti delle istituzioni ci hanno abbandonato si prendono le loro responsabilità. Il messaggio che manderò oggi forte e chiaro è questo, ragazzi. Cosa ti aspetta il futuro? Io ho deciso di andarmene, soltanto che se mi arriveranno delle risposte chiare da parte del Ministero, ma non solo per la famiglia Cutro, ma per tutti i testimoni di giustizia, specialmente chi avrà la forza di rimanere nella propria terra. Ma io non credo che purtroppo ci saranno notizie positive, perché giovedì scorso ho avuto un incontro con il vice ministro Bubbico e non mi aspetto notizie positive. Ma io però comunque il messaggio è sempre quello. Non deve essere di scoraggiamento se io domani me ne vado, anzi deve essere un punto di partenza, perché non si deve dire domani faccio la fine di Ignazio Currò, lui ha denunciato. No, le denunce vanno fatte per i nostri figli. Denunciate per i nostri figli, punto e basta, non ci sono alternative, si fanno per dignità, però le istituzioni devono stare più vicine a chi denuncia. Qual è il ruolo reale del giornalista nel comunicare e diffondere notizie? Beh, noi siamo media, quindi dobbiamo cercare di mettere in comunicazione il mondo della scuola con quello delle istituzioni che qui sono rappresentate e quindi cercare anche di lasciare un piccolo messaggio, che sia grande o che sia piccolo, in realtà non è importante, l'importante è che resti qualcosa nella mente, nella formazione di questi ragazzi sulle attività che fanno le istituzioni nella lotta alla mafia, perché oggi, come certamente saprete, è la giornata dedicata alle vittime della mafia. Nel nome di Rosario Livatino, ma anche delle tante altre vittime della mafia in provincia di Agrigento, un territorio insanguinato da cruente faide e guerre tra le cosche che ha lasciato sul campo centinaia di morti ammazzati. E stamani anche la Camera di Commercio ha voluto celebrare la giornata della memoria e dell'impegno con un'iniziativa che ha visto anche il coinvolgimento delle scuole, delle istituzioni e delle forze dell'ordine. Siamo onorati che la consulta studentesca abbia scelto proprio la Camera di Commercio per questo giorno, per ricordare le vittime innocenti delle mafie. È importante perché è un segnale forte che arriva dagli studenti, arriva nel cuore delle imprese, arriva nel cuore degli imprenditori. Imprenditori e imprenditoria agrigentina e non solo, deve essere legale. Bisogna rigettare sempre con maggiore fermezza la mafia. Il no alla mafia deve ormai essere un dato proprio, un dato consolidato proprio del nostro DNA di imprenditori. Presente anche Don Giuseppe Livatino, postulatore della causa di beatificazione di Rosario Livatino, definito da Papa Giovanni Paolo II martire della giustizia. Non basta dire nella maniera siciliana poverini, mischini, chi gliel'ha fatto fare. Sappiamo chi gliel'ha fatto fare, l'amore per la libertà propria e degli altri. Tra questi altri ci siamo anche noi. Queste vittime innocenti di mafia hanno dato la loro vita per la nostra libertà, per la nostra sicurezza, per i nostri diritti. Allora vale la pena dire oggi a tutti quanti, giovani, imprenditori, insegnanti, forze dell'ordine, dire a tutti quanti ancora una volta vale la pena impegnarsi ogni giorno per la libertà e quindi per un desiderio forte di futuro. Questo credo sia il messaggio più forte che venga dalla loro testimonianza e dal loro sacrificio.